Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie di oggi. I raid in discoteca erano guidati da un quindicenne rampollo di mafia. A Catania 7 arresti, pistole alla mano, la gang intimidiva e pestava i clienti, scatenava finte risse per creare il panico. Rischio incendi, la Regione dichiara lo stato di crisi ed emergenza, saranno richiamati 1600 forestali. Il WWF Sicilia denuncia si spende sullo spegnimento e non sulla prevenzione. Donne di mafia, a Cefalù la compagna del boss arrestata per associazione mafiosa ed estorsione. Cosa Nostra cambia volto. Casa di riposo fuori legge a Palermo, anziani malnutriti e dipendenti sfruttati. La Guardia di Finanza commissaria la comunità alloggio per anziani. Ho ritrovato la dignità di fronte alla mia famiglia, perduta per un'accusa assurda. Al TG Sicilia, l'ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, scagionato dall'imputazione di voto di scambio mafioso. Calcio, Catania al lavoro, in vista della sfida con il Taranto, Tabiani recupera Bocic ma perde Silvestri per squalifica. In casa i rossazzurri non possono più sbagliare. Pallavolo, domenica esordio in Superlega per la Saturnia Catania, trasferta proibitiva a Perugia, ma la squadra etnea ha le qualità per centrare l'obiettivo stagionale. Bentrovati. 15 anni, un cognome importante nel panorama mafioso catanese, un ruolo, quello di capo del branco che comandava in discoteca a Catania con estorsioni di ingressi e consumazioni, finte risse e pestaggi veri. Il baby boss, imparentato con il clan Nizza, è finito in carcere insieme con altri 6 ragazzi. Tonino De Mana. Spadroneggiavano in discoteca con finte risse per creare disordini, picchiando barman e buttafuori per estorcere entrate e consumazioni gratuite, intimidendo i clienti, fino ad interrompere una festa privata. Il branco, guidato da un quindicenne, stretto congiunto di un boss, è finito nelle maglie dell'operazione Dazio. 7 le persone, tra cui minorenni arrestate dai carabinieri ed accusate a vario titolo di estorsioni, lesioni personali e violenza privata. Le indagini avrebbero documentato l'esistenza di un sodalizio criminale composto da numerosi giovani, tra cui 7 indagati, guidati dal quindicenne, stretto congiunto di uno dei responsabili del clan Nizza, attualmente detenuto al 41 bis ed affiliato alla famiglia Santa Paola Ercolano. Secondo l'accusa, la gang, agendo col metodo mafioso e avvalendosi della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, tra febbraio e maggio 2023 avrebbe attuato una serie di violenze e minacce nei confronti del titolare e dipendenti della discoteca ex Dogana. E torna attuale quell'intervista a Scardilli che denunciava l'escalation di violenze. Non è che succede soltanto a noi, succede in tutta la città e succede in tutti i locali, sia in estate che in inverno. Gli investigatori ritengono emblematico un episodio di violenza quando il gruppo criminale, ostentando la disponibilità di pistole, avrebbe pestato 2 giovani. Una delle vittime, dopo essere stata accerchiata, sarebbe stata colpita alla testa con il calcio della pistola e poi presa a pugni dal gruppo. Lo vedete in questo filmato fornito dalle forze dell'ordine per documentare l'efferatezza dell'azione. L'aggressione sarebbe continuata nonostante la vittima fosse sanguinante. 7, come detto gli arresti, il titolare dell'ex Dogana, che ha manifestato gratitudine alle forze dell'ordine, si costituirà parte civile nel procedimento. Incendi in Sicilia, la Regione ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza, saranno richiamati 1600 forestali. Adelaide Barbagallo. Un forte vento di scirocco soffierà sulla Sicilia e le temperature raggiungeranno anche i 35 gradi nei prossimi giorni. Una situazione che fa temere altri incendi, oltre quelli che hanno devastato negli ultimi mesi vaste aree dell'isola, 61.000 ettari di superficie. Uno scenario che ha spinto la giunta Schifani a dichiarare lo stato di crisi ed emergenza. La Regione potrà così richiamare 1.600 operai del corpo forestale. Saranno in prima linea per le attività di presidio, pattugliamento ed eventuale lotta attiva alle fiamme. Assieme a loro le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco, tutti coordinati alla protezione civile. Nominato anche un commissario, Giuseppe Battaglia, comandante del corpo forestale della regione. Sarà istituita inoltre una sala operativa unica regionale. Il presidente Schifani ha annunciato anche un progetto per la prevenzione degli incendi di 31 milioni di euro e ha ribadito che la maggior parte dei roghi è stata di natura dolosa. Siamo di fronte, ha detto, a un grave fenomeno criminale, in molti casi accompagnato da premi
premeditazione con sicuri profili associativi. Nella prossima legge di bilancio, ha detto inoltre il governatore, verrà indicato un termine, potrebbe essere il 15 marzo di ogni anno, in cui i sindaci dovranno adottare tutte le ordinanze sulle misure di prevenzione contro gli incendi. Nel caso non lo facessero, sarà previsto il loro commissariamento. E sull'emergenza incendi il WWF Sicilia lancia un duro attacco ai comuni per le ordinanze locali che non vengono applicate. Il presidente Bonfanti non risparmia neanche la regione, che non investe sulla prevenzione ed è poi costretta a spendere il denaro per spegnere i roghi. Tonino De Mana. È ufficialmente terminata la campagna antincendio in Sicilia, con l'isola che conta i danni e si lecca le ferite per l'ennesima stagione da incubo. Ne ha per tutti il WWF, che in un video mostra paesaggi spettrali inceneriti dalla mano dell'uomo e, perché no, dalla scarsa attenzione del territorio. Istituzioni sul banco degli imputati. Ennio Bonfanti punta il dito sui comuni. Il periodo di massimo rischio incendi era stato previsto dal 15 giugno al 15 di ottobre. La legge prevede che in questo periodo tutti i sindaci dei comuni siciliani debbano emanare apposite ordinanze sindacali con divieti e prescrizioni utili a prevenire il formarsi di incendi. Una situazione grottesca o addirittura ridicola, con queste ordinanze pubblicate su tutti i siti dei comuni siciliani, ma che si sono rivelate dei bluff, delle ordinanze fasulle, inesistenti. L'attacco di Bonfanti non risparmia la regione. La regione siciliana investe milioni di euro nello spegnimento, quando ormai il problema c'è, l'incendio si è diffuso, e investe pochissimo, troppo poco, nel controllo del territorio, nella prevenzione degli incendi, nella vigilanza sulle prescrizioni e divieti che impedirebbero il propagarsi e il nascere di questi incendi così devastanti. Incalcolabili danni all'ecosistema, per non parlare del rischio frane, logica conseguenza degli incendi estivi. Dopo la morte emergono alcune dichiarazioni di Matteo Messina Denaro sulla strage di Firenze, rese ai magistrati mesi fa. Il boss nega ogni coinvolgimento e snocciola una serie di "secondo me" sui fatti di Via dei Gergofili. Non volevano uccidere, ma prendersela con i beni dello Stato. Roberta Lunghi. A quasi un mese dalla morte di Matteo Messina Denaro emergono dichiarazioni del capomafia che alcuni mesi fa aveva accettato di sottoporsi a 3 interrogatori dei magistrati. Lui, il boss del periodo stragista, si è espresso anche sull'autobomba di Firenze in Via dei Georgofili la notte tra il 26 e il 27 maggio del 93, dove persero la vita 5 persone, tra le quali 2 sorelline. La finalità era prendersela con lo Stato, con i beni dello Stato, ha sostenuto Messina Denaro. Una dichiarazione depositata senza omissis, nella quale prende le distanze dai fatti di Firenze, nonostante la condanna in via definitiva a suo carico. Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, ha proseguito, anche perché non c'è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettivo. Non essendo un collaboratore di giustizia, il capomafia si è limitato a raccontare la sua verità, che parla della non volontà, secondo lui, di uccidere persone, asserendo di allinearsi con la versione di collaboratori di giustizia che dicono proprio questo. Il problema è stato, secondo me, ha proseguito, che sono andati con la ruspa, cioè hanno ucciso la mosca con le cannonate, perché si sa che se si mettono bombe possono cadere degli innocenti, dunque dovevano essere colpiti solo i monumenti. Ma allora perché le bombe di Firenze, Roma, Milano fanno 10 morti e decine di feriti? Non è stato, secondo me, un errore, ha sostenuto Messina Denaro, è stato menefreghismo, che è peggio perché l'errore può essere perdonato, ma se io capisco e intuisco che là succedeva una strage, ecco che una bomba là non sarebbe mai stata messa. Poi, riferendosi agli esecutori, il capomafia ha aggiunto: il problema è che hanno usato gente che non vale niente. Donne d'onore sempre più in vetta al potere, arrestata per associazione mafiosa ed estorsione già 4 occhi, compagna di un boss di Cefalù. È l'ultimo esempio di come nel tempo sia cambiato il ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali. Adelaide Barbagallo.
Donne di mafia, gelide, determinate, gestiscono cosche, portano avanti affari quando i loro uomini sono in cella, donne d'onore. L'ultima in ordine di tempo a finire in carcere, arrestata dai carabinieri della compagnia di Cefalù, è Giada Quattrocchi, 45 anni, di Campofelice di Roccella. È accusata di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. È la compagna del capomafia detenuto Pino Rizzo. Avrebbe consentito lo scambio di informazioni tra i vertici del mandamento, rendendosi inoltre responsabile in concorso di estorsione aggravata del metodo mafioso ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle onoranze funebri. Un tempo il codice d'onore di Cosa Nostra lanciava alle donne un ruolo essenzialmente domestico, familiare. Accanto ai propri uomini, ai figli, ai fratelli, mantenevano la fedeltà al clan e alla famiglia, come Carmela Minnitti, moglie del boss catanese Nitto Santapaola, con il quale ha condiviso la latitanza fino all'arresto del marito. O Ninetta Bagarella, moglie del sanguinario Totorrina, sposò il capomafia in gran segreto. Io, insegnante, vengo giudicata male, ma sono solo una donna innamorata, andava ripetendo. Esempi di una mafia che fu. Adesso la criminalità organizzata, con i suoi legami di sangue, offre uno spaccato inedito dove emergono donne ordinare delitti e punizioni esemplari per chi sgarra. Risale al 1998 il primo arresto di una donna boss. Giusy Vitale, capomandamento di Partinico, ereditò dai fratelli il potere di decidere la vita o la morte dei suoi nemici. La storia recente ci ha raccontato il variegato mondo femminile che ruotava attorno al super latitante Matteo Messina Denaro. Due esempi per tutti: la sorella Rosalia, arrestata lo scorso marzo per associazione mafiosa. Il suo tanto non parlo all'interrogatorio di garanzia davanti al GIP è stato il suo biglietto da visita, e la maestra Laura Bonafede, figlia di boss, moglie di un mafioso, arrestata per aver favorito la super latitanza dell'ex Primula Rossa. Una donna totalmente impregnata di cultura mafiosa, disse il GIP Alfredo Montalto, tanto da voler impartire certi principi alla figlia e persino alla nipotina. Blitz antidroga a Riesi, 12 arresti. La banda si riforniva sulla piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish. Geritalia. Si approvvigionavano sulla piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish tra le vie di Riesi. Un'organizzazione criminale ben collaudata, attiva nell'acquisto e nello spaccio di stupefacenti, che adesso è stata decapitata da un'operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta, coordinata dalla DDA della procura nissena. Alle prime luci dell'alba sono scattate le manette per 12 persone alle quali nel corso delle indagini preliminari sono state applicate diverse misure cautelari. 10 sono finiti in carcere e 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti faceva base a Riesi. I coinvolti sono tutti italiani, residenti nel centro della provincia nissena, tutti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 2 di loro sono allo stato irreperibili e attivamente ricercati. L'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza di uno dei presunti capi. Nell'ottobre del 2021 l'uomo fu fermato dai militari della stazione di Riesi e venne trovato in possesso di 4 kg di marijuana. Le indagini successive hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di una vera e propria associazione criminale dedita al traffico di droga. Le fila dell'organizzazione erano rette sempre dal presunto capo, un 35enne con precedenti specifici che, nonostante l'arresto, avrebbe continuato a dare le direttive agli altri sodali. Un mercato florido che si sviluppava lungo tutto il territorio della provincia nissena e che vede come baricentro la piazza di Gela, da cui la droga partiva per raggiungere gli altri centri cittadini. Un trentenne è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella tarda mattinata a Castellumberto nel Messinese. Mentre lavorava in campagna è stato colpito dal ramo di un albero che l'ha ucciso. Indagano i carabinieri. Sospesi dall'incarico 2 gestori di una casa di riposo di Palermo. Le indagini, partite da una denuncia dopo la morte di un'anziana, hanno portato alla luce gravi carenze per ospiti e lavoratori della comunità. Simona Mazzone. Era arrivata a Villa Sofia nel gennaio 2022, deperita e con una critica infezione ai polmoni, 4 giorni dopo il decesso. La donna soltanto 7 mesi prima era stata portata nella casa di riposo per anziani Villa Valenti in via Ruggero Marturano a Palermo. La sua salute era buona. Il racconto del figlio dell'anziana, avvalorato dalla testimonianza del medico che l'ha visitata in ospedale, hanno fatto scattare la denuncia alle forze dell'ordine, che ha portato alla sospensione dell'incarico per i 2 gestori, Francesco Paolo Valenti di 38
48 anni, e la madre, Mattea Limandri, di 59. I due sono l'amministratore della società Giafra, che gestisce la casa di riposo, e il gestore di fatto della comunità. Sono indagati per sfruttamento del lavoro e abbandono di persona incapace. I finanzieri hanno accertato attraverso intercettazioni audio e video e ricostruzioni documentali che i lavoratori venivano sfruttati e che gli anziani, persone non autonome, venivano abbandonate a se stesse. L'amministratore e il gestore, approfittando dello stato di bisogno di 3 dipendenti non regolarmente assunti, risultati privi di qualifiche per svolgere le mansioni occupate, a fronte di estenuanti turni giornalieri e senza applicare ferie, permessi e riposi settimanali, li avrebbero pagati molto meno rispetto al contratto nazionale, tutto in nero, da un massimo di 700 euro, qualcuno 500 fino a 350 euro al mese, e all'INPS non risultavano dipendenti, con il conseguente mancato versamento di contributi e oneri previdenziali. La società che gestisce la comunità alloggio è stata commissariata dal Tribunale di Palermo, che ha contestualmente nominato un amministratore con il compito di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali. Il GIP ha anche disposto il sequestro di 8.500 euro nei confronti di Valenti e Limandri. Ciò che conta è il recupero della dignità davanti ai miei figli. A TG Sicilia, Giuseppe Nicosia, l'ex sindaco di Vittoria, scagionato dall'accusa di voto di scambio mafioso dopo 6 anni di calvario giudiziario. Nelle motivazioni della sentenza, il senso dell'errore giudiziario. Chiunque, dice Nicosia, si sarebbe accorto che si trattava di un grave sbaglio. Sentiamo Roberta Lunghi. Il fatto non sussiste ed è opportuno evidenziare l'attività svolta da Giuseppe Nicosia sia in qualità di sindaco che in qualità di avvocato di contrasto alla criminalità. Sono parole che pesano, quelle contenute nelle motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale Penale di Ragusa scagionava l'ex sindaco di Vittoria dalle accuse di voto di scambio politico mafioso in relazione alle elezioni comunali del 2016. Per l'ex primo cittadino un assoluto paradosso. Nel 2017 vengo svegliato alle 4 di notte con un bambino di 5 anni che dormiva a casa da elicotteri, uomini armati di tutto punto che mi invadono la casa semplicemente per notificarmi una misura cautelare di arresti domiciliari. Per me, che ero stato un sindaco antimafia, che avevamo avviato tantissime iniziative di legalità, che anche nella mia attività professionale difendo proprio le vittime del delitto, mi è crollato il mondo addosso. Nelle 50 pagine delle motivazioni della sentenza si evince il clamoroso errore giudiziario. Se la Procura distrettuale di Catania si fosse informato con l'ultimo sottufficiale dei carabinieri o della polizia locale, avrebbe sicuramente capito subito che si trattava di un gravissimo errore, di una serie di macroscopici errori giudiziari. Però tutto questo non è stato fatto. Probabilmente interessava di più colpire un ex sindaco, la conferenza stampa con le immagini roboanti di questo arresto, la fotografia su tutti i giornali nazionali, la distruzione dell'immagine di un politico, che non l'esito vero dell'indagine. La sua vita è cambiata. Con una vicenda del genere rischiavo di essere travolto. Ho smesso sicuramente di fare politica, nonostante fossi in predicato di diventare un parlamentare nazionale o regionale, ma non è questo quello che conta. L'importante è aver restituito l'onore e la dignità ai miei figli, alla mia famiglia e anche alla mia città, che era stata offesa da questa vicenda incredibile, alla quale fortunatamente i miei concittadini non hanno mai creduto. Il governo smentisce la retromarcia a favore della carne sintetica. In ogni caso, la maggior parte dei siciliani non metterebbe in tavola a nessun costo la carne prodotta in laboratorio. Francesco Aloi. Nessun passo indietro. Il divieto di importazione, commercializzazione e produzione della carne sintetica resta. A precisarlo è il ministro Lollobrigida, che smentisce le voci su un possibile dietrofront del governo. Qualche giorno fa è stata ritirata la notifica del disegno di legge all'UE, ma per il titolare della sovranità alimentare si tratta soltanto di una formalità. Non esiste di vendere sia carne sintetica, io non gliela do neppure ai miei figli, questo te lo garantisco io. Non ne vedo la necessità, completamente, non mi piace, solo il pensiero. Perché già il nome mi dà fastidio. Per niente, o la carne o è fresca o niente. Provenienza dalla nostra terra va bene.
Sono pochissime le persone che sembrano favorevoli a questa tipologia di carne prodotta in laboratorio. Meglio la tradizione, non questa innovazione, ci dice qualcuno, come questo chef. La dieta mediterranea resta il fondamento della cucina italiana e in particolar modo di quella siciliana, quindi viva la dieta mediterranea a 360 gradi. Il sì alla carne sintetica invece lo dicono gli animalisti, anche se con una riserva. Sarebbe un prodotto che non lede il benessere animale, la sostenibilità ambientale ne trarrebbe giovamento, tanto più in un contesto di crisi climatica e di sicurezza alimentare. Carne in vitro sì, ma per scelta etica e non per interesse economico. La carne sintetica è già stata bocciata dal Senato e nei prossimi giorni potrebbe esserci lo stesso risultato anche a Montecitorio. Non solo non ritiro il DDL, scrive Lollobrigida sulla sua pagina Facebook, ma sono più convinto che mai di dover dar corso alle indicazioni dei comuni, delle regioni e dei milioni di cittadini italiani che ci hanno chiesto di proteggere la nostra salute e la nostra economia. Andiamo avanti senza alcun passo indietro. Diversamente da altri paesi europei, l'Italia quindi resta fedele alla carne, ma a quella naturale. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio, il Catania ha cominciato la settimana di allenamenti che conduce alla sfida casalinga con il Taranto. Tabiani potrà contare nuovamente su Bocic, ma perde Silvestri per squalifica. Marco Carli. Il ritmo più veloce, più intenso, quello che si chiede in partita alla squadra di Tabiani, quello che l'allenatore prova a trasmettere col suo staff per cambiare la stagione e salvare la panchina. Anche perché il ritmo sarà necessario visto che il Catania si appresta ad un tour de force non indifferente per 3 settimane di fila in campo ogni 3 giorni. Taranto domenica, mercoledì il Monteroso in trasferta e poi l'Avellino al Massimino. Il 1 novembre è la collocazione individuata per recuperare l'incontro valido per la seconda giornata a Brindisi e ancora trasferta a Potenza, Picerno al Massimino in Coppa Italia e la sfida in casa del Cirignola. 7 partite in 22 giorni. Fondamentale che il gruppo sia in condizione fisica e mentale. Partiamo dalla prima. In vista del Taranto, Tabiani dovrebbe contare pressoché sullo stesso gruppo di Castellammare. Rapisarda è quasi pronto, ma non ancora per domenica. Per Chiarella vale lo stesso discorso. Di Carmine e Bois ci saranno, mentre out ancora Rocca, così come Deli. In più c'è da fare i conti con la squalifica di Silvestri per il doppio giallo del Menti. 2 soluzioni. Si abbassa Quaini in difesa con Ladinetti o Rizzo in mediana, oppure va dato spazio a Lorenzini, che fino ad ora ne ha avuto molto poco. Le 2 mezzali dovrebbero essere gioco forza ancora Zammarini e Zanellato. In attacco torna Bocic, che rappresenta una valida alternativa a Marsura per dare velocità e imprevedibilità al reparto avanzato. Si lavora a Ragalna per trovare le soluzioni dopo l'avvio di stagione col freno a mano tirato, per recuperare l'autostima perduta dopo Caserta e per trasformare nuovamente il Massimino in una fortezza. Tanti obiettivi in poco tempo. Il campionato chiama, il Catania adesso deve rispondere. Pallavolo, adesso domenica l'esordio della Saturnia in Superlega contro Perugia, squadra campione del mondo per club. Tanto entusiasmo in casa bianco-blu e anche la convinzione di poter essere all'altezza del campionato più difficile del pianeta. Marco Carli. Se l'esordio di quelli shock a Perugia contro la squadra che ha vinto l'ultimo campionato mondiale per club è a tutti i favori del pronostico, alla Farmitalia Saturnia Catania non tremano i polsi, anche perché c'è tanta voglia di misurarsi contro Giannelli e compagni che hanno ambizioni da scudetto e alle 20 domenica attendono gli etnei al Palabarton per la prima di Superlega, il maggiore campionato del nostro paese e del mondo, dove ritorna Catania con orgoglio. E se il soprannome dei perugini è Block Devils, diavoli del muro, fondamentale e importantissimo nella pallavolo, la Saturnia oppone la consapevolezza dei propri mezzi, l'entusiasmo dell'esordio e anche la certezza che non sarà in Umbria, dove ci si giocherà la permanenza e il consolidamento del progetto. I bianco-blu sono reduci dalla vittoriosa tournée in Polonia e schiereranno a Perugia anche Masulovic, appena rientrato dagli impegni con la nazionale serba. Il centrale saluta nella sua lingua il pubblico etneo e dice di non vedere l'ora di vederlo presente in massa al Palacatania. Ciao. L'appuntamento sarà per domenica 29 ottobre con il Cisterna, seconda tappa di un campionato che la Saturnia affronta con fiducia. Certamente che ancora ci sono situazioni che magari un po' più di organizzazione, qualche lavoro tattico ancora, qualche meccanismo ci sta,
però piano piano possiamo migliorare ancora qualche aspetto tattico. Andiamo sempre avanti così e andrà tutto bene così che vogliamo. Siamo pronti per iniziare il nostro campionato e prima partita contro Perugia. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e ad una buona serata da parte mia e dei tecnici della regia. Arrivederci.